tutte e tutti in questo nuovo video, benvenuti nel canale. Oggi ci troviamo nel bellissimo contesto dei bivacchi Feltre e Bodo in Val Canzoi e vi mostrerò un attimino cosa mi porto per fare i bivacchi. Tanto lo zaino che ho scelto è un Ferrino Finisterre 38 litri, un modello con il quale mi trovo veramente bene visto l'ottimo schienale con un telaio molto ben fatto a rete tensionata e vista anche la possibilità che mi dà di poter agganciare le cose esternamente dalle ciaspole frontalmente piuttosto che come in questo caso un sacco a pelo. Siamo già nel periodo invernale, anche se il tempo non sembra ancora, e quindi tutto sommato sono riuscito a far star tutto qui. In condizioni peggiori probabilmente ci vorrebbe un litraggio un po' più generoso. Andiamo a vedere un po' cosa mi porto. Cosa c'ho dentro lo zaino? Innanzitutto una borsa dove tutte le immondizie che fate, mi raccomando, riportatele a casa sempre e comunque. Subito a portata di mano il guscio, in questo caso di Decathlon, della Simmond, è fenomenale, con una colonna d'acqua di oltre 7000 mm, ripara dal vento e dall'aria in maniera eccezionale. Non sento un'eccessiva sudorazione utilizzandolo, ma veramente fa la differenza. E in caso di freddo un piumino, e soprattutto la sera ci sta tutto. Poi andando giù abbiamo quel che resta del mangiare che abbiamo usato in questi 2 giorni, quindi del cappuccino solubile, in questo caso dei biscotti, mancherebbero delle buste, insomma di cibo liofilizzato, e di conseguenza gavetta, fornellino e relative bombole di gas. Acqua come se non ci fosse un domani, perché trovarsi senza acqua è sempre veramente scomodo e spiacevole. In questo caso ne abbiamo portata eccessivamente tanta perché abbiamo trovato una fonte d'acqua dietro i bivacchi, ma non è sempre così, quindi è meglio partire prevenuti. Poi, per preservare un pochino quelle che sono le condizioni igieniche del proprio sacco a pelo, anche perché non sappiamo chi è passato prima di noi a dormire, io ho sempre piacere a portarmi un sacco lenzuolo sintetico che va in lavatrice in maniera molto semplice e non occupa molto spazio. È anche molto leggero, questo pesa circa 260 grammi e anche questo lo trovate al Decathlon. E dopo aver parlato del sacco lenzuolo, chiaramente non posso non parlare direttamente del sacco a pelo. In questo caso ho legato esternamente allo zaino in sintetico da 0 gradi. È abbastanza ingombrante, certo, ma tutto sommato il peso non è eccessivo e fa il suo lavoro, tiene veramente caldo. Ha un prezzo ragionevole, soprattutto se dovete iniziare a fare questo tipo di attività. Vestiario di ricambio. Chiaramente, come per il giubbotto, che lo possiamo portare o meno a seconda della stagione, il vestiario lavora alla stessa maniera. In questo caso ho dei guanti, un berretto che mi possono tenere caldo la sera, una maglia in lana merino e una maglia di ricambio per cambiarci appena arriviamo su, insomma, dopo la camminata sudati. Mi raccomando, cambiatevi subito, se no vi congelate. E delle calze di ricambio che male non fanno. Tutti i vestiti io solitamente li tengo in questo organizer qui che me li tiene compatti e so che è tutto qui dentro. Anche questo si trova a Decathlon a un prezzo stracciatissimo, però lo trovo veramente comodo. Solitamente ne ho 2, uno per i vestiti e uno per le cose da cucina ed il cibo, che oggi però non ho con me. All'interno dello zaino poi non manca mai la sacca idrica, in questo caso una Hydra Pack da 2 litri
tra l'altro adesso devo riempire, che avendola sempre a portata, soprattutto con la bassa stagione, ti aiuta un po' a ricordarti di bere, ti fa un po' memoria, perché io almeno con il freddo purtroppo bevo tanto poco e poi ne pago le conseguenze. Rimanendo all'esterno dello zaino, vabbè, i bastoncini da trekking, sempre Decathlon, poi vi lascio tutti i link degli articoli, che a voi non cambia nulla con l'acquisto online, però aiutate me a sostenere il canale, quanto sono un po' convenzionato con loro. E bastoncini da trekking, e nelle tasche laterali una borraccia ormai vuota di quelle con il filtro. Il filtro è questo qui da metterci all'interno, un coltello che torna sempre utile, e nell'altra tasca esterna un po' di materiale elettrico, quindi abbiamo delle schede di memoria di ricambio per la GoPro, un power bank, le batterie del drone, gli adesivi e i cavi che servono per tenere caricato anche il cellulare, mentre sopra un po' di gel igienizzante che non fa male anche per tenersi un po' puliti, il drone, il telecomando, dei fazzoletti e una lampada frontale che serve sempre la sera, un buff sempre utile, e soprattutto da non dimenticare, io ho sempre con me un kit di pronto soccorso dove, oltre a alcuni farmaci utili come potrebbe essere una tachipirina, un antinfiammatorio, piuttosto che una pastiglia per il bruciore di stomaco, qualcosa che può sempre tornare buono per evitarci una strapazzata e di rovinarci la giornata, un po' di disinfettante, un po' di cerotti, garze, qualcosa di sempre pronto. Veramente non occupa niente di spazio, io qua ho anche le mie medicine giornaliere, vabbè, però veramente con poco siete sempre a posto, e mi viene sempre dentro all'interno anche una coperta termica che male non fa. Niente, io spero che questo piccolo video, questi piccoli consigli che vi ho lasciato possano tornarvi utili. Questa comunque è la mia esperienza, e chiaramente può essere uno spunto per voi, ma alla fine di tutto l'attrezzatura dovete scegliervela e personalizzarla in base alle vostre singole esigenze, perché non siamo tutti uguali. E detto questo, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!